vive sia roba da utilizzare fino a quando ti serve e quando non ti serve più te ne vai e ci lasci solo i danni. Non vogliamo discariche umane, non vogliamo discariche ambientali, devono capire che noi, Ternani e chiunque altro ha il diritto a lavorare, a immaginare un proprio futuro e immaginarselo come lo vogliamo noi, senza imposizioni. È da tutto il corteo che ripetiamo, negli ultimi mesi con 2 decreti questo governo ci sta mettendo sotto botta. Con lo sblocca Italia a terra arriveranno rifiuti da tutta Italia nei conceneritori e con il giallatte dall'altra parte si depenano i diritti dei lavoratori e si garantisce a chi vuole di licenziare. Questa roba è troppo. Stiamo diventando purtroppo un esempio in negativo e allora dobbiamo reagire e il senso di venire qua è stato questo, portarvi la solidarietà. Nella città c'è chi lotta anche per altre cose, ma sostanzialmente stiamo lottando per il futuro di tutti.